Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con l'errore di Ducky Baba. Veloce in partenza Dionisio Marc a prendere l'iniziativa nei confronti di Daddy P. Di fuori c'è Dinamico Surf, terza la corda Dubai Adri che precede Dawson dei Greppi che ha anticipato nella giravolta Dursamore SM e Dunhill Wise S che segue in coda. Mentre distante una trentina di metri Ducky Baba, fallosa l'uscita dai nastri. 16,5 per i primi 200 metri di corsa con Enrico Cuglini che va piano in salchia Dionisio Marc. Allora Dawson dei Greppi muove al largo, punta in avanti dopo 400 metri passati in 33. Attacca Dawson dei Greppi nei confronti di Dionisio Marc che cerca la difesa allo steccato. C'è la rottura anche da parte di Dubai Adri. Dopo 600 metri di corsa passati in 49, Dawson dei Greppi ha dovuto accontentarsi sulla curva ma dà una bella bordata sulla retta opposta alle tribune, passa a condurre dopo 800 metri di corsa passati in 1,28 ma c'è una frazione in 14. Adesso però tira giù Dawson dei Greppi, ha il suo bel da fare Nicola Del Rosso per tenerlo in camminata, ha preso la curva a 100 all'ora, è riuscito a salvarlo e così passa il primo chilometro in 1,17,2 ma con quella curva in 14 che vuol dire andare davvero fortissimo. Dawson dei Greppi in vantaggio in fuga a palo lontano da Dionisio Marc, viene privato anche dei tappi estraibili Dawson dei Greppi, terza posizione per Daddy P, poi Dunhill Wise S, 1,32 primi 1200 metri di corsa, Dawson dei Greppi in vantaggio. Dionisio Marc che cerca di riavvicinarsi continuando della sua pedalata, poi Daddy P che si muove in anticipo su Dunhill Wise S. La curva di destra passata in 15,5 da Dawson dei Greppi che è in vantaggio su Dionisio Marc. Daddy P si allarga, Dawson dei Greppi prova a bucarlo di dentro Dionisio Marc, al largo c'è Daddy P, tanta confusione in questa fase con la retta di là passata in 15, è passato in vantaggio Dionisio Marc su Dawson dei Greppi che ha scaricato le pile, a largo prova a inserirsi ancora Daddy P. Gli altri più distanti con Dionisio Marc in evidenza nei confronti di Daddy P all'ingresso della dirittura d'arrivo. Dionisio che cerca la fuga da Daddy P, Dionisio Marc che si allunga a vincere netto su Daddy P che è secondo, mentre per il terzo posto sprinta forte Dursamore SM. L'esultanza di Enrico Cuglini, la vittoria di Dionisio Marc, 1,16,5 ragguaglio cronometrico, 29,9 la chiusa. La vittoria per il 4 anni Danaglo, Daniele Cuglini al training, i colori della scuderia Perugia 2000. È continuato del suo passo, non si è curato della bordata di Dawson dei Greppi dopo 700 metri di corsa. Ha inseguito il fuggitivo, poi l'ha bucato di dentro sulla retta di là ed è venuto a vincere nettissimo Dionisio Marc, Enrico Cuglini, Daniele Cuglini, colori della scuderia Perugia 2000.